Dopo un anno di purgatorio non dovuto, ma comunque io ho rispettato le ordinanze che avranno il seguito nei tribunali competenti, io sono ritornato e tornerò ogni 10 del mese a testimoniare per mio figlio Leonardo, per ottenere giustizia per mio figlio Leonardo. Pierluigi Pasqualetto non molla e dopo un anno in cui gli è stato vietato di manifestare all'ingresso del liceo Majorana di Milano è tornato per rendere giustizia al figlio Leonardo che si è tolto la vita dopo aver perso il lavoro che amava perché era venuta a galla la relazione con una studentessa e il peso dell'umiliazione pubblica davanti all'intera classe era diventato per lui insostenibile. A distanza di 3 anni e mezzo molti studenti ancora ricordano e la sua storia sta facendo il giro del paese grazie al papà Pierluigi. Questo insegnante dell'Umbria è venuto per caso in Facebook a conoscenza della storia e ha fatto questa stupenda testimonianza che praticamente dipinge Leonardo, come pure la testimonianza di Sara Cecchetto che ricorda il suo professore, adesso lei sta all'università. E nel frattempo la battaglia del papà di Leonardo continua. Paradossalmente l'arresto mi ha consentito di venire in possesso dei documenti che non volevano assolutamente darmi. Adesso la Commissione di Roma ha accolto anche il secondo ricorso mio che praticamente mi consente di entrare al Majorana col mio avvocato e ci dovranno mettere a disposizione gli elenchi dei registri protocollo, sia riservati che non riservati, e da quelli estrapoleremo i documenti che ci necessitano per le azioni future.